le vacanze di Natale sono terminate, ma con tutta la neve che è scesa, diciamo che la montagna diventa un po' una calamita. Ecco quindi che oggi ho pensato di ricapitolare qualche regola, naturalmente di buone maniere, per le vacanze in montagna. Già, quest'anno per il momento ancora non si può sciare, ma nel rispetto delle regole ci sono sicuramente diverse attività che si possono fare e quindi facciamo comunque attenzione a come ci comportiamo. Prima di tutto seguiamo sicuramente le indicazioni, le segnaletiche o i divieti che sono presenti in montagna. E poi, ad esempio, è importante scegliere dei percorsi che sono commisurati alle nostre capacità, oltre che rispettare gli altri e anche aiutarli, soprattutto in questo periodo con tantissima neve, quindi aiutiamo anche chi non conosciamo se vediamo che si trova in difficoltà. Altre due regole fondamentali in montagna che valgono sia d'estate che d'inverno sono il saluto e la precedenza. Salutare sempre chi si incontra nei sentieri, quindi sia chi si conosce, ma soprattutto anche chi non si conosce, che è più facile. E poi la precedenza, diamo la precedenza sempre a chi sale. In teoria perché è più faticoso e ricordiamoci di darla anche a chi ha un passo più veloce del nostro. Neanche a dirlo che in montagna l'abbigliamento deve essere consono, quindi insomma ognuno in base alle proprie possibilità deve adeguarsi a quello che la montagna richiede. E poi importante in montagna è la condivisione. Quest'anno si può condividere poco, però cerchiamo di fare sempre attenzione a eventualmente condividere quello che abbiamo a disposizione, sia qualcosa magari per coprirsi dal freddo o sia magari un piccolo rifornimento necessario. Importante è anche quello di avvisare, quindi avvisare se ci sono dei pericoli o magari abbiamo visto delle frane, soprattutto con tutta questa neve fresca, è un gesto molto educato e soprattutto utile. Decisamente poi in montagna è poco gradito arrecare disturbo sia per gli esseri umani ma anche per gli esseri animali che in questo periodo sono molto più vicini alle zone urbane, quindi con questo poco traffico ce ne sono molti di più e quindi rispettiamo gli animali oltre che naturalmente la natura che abbiamo intorno, anche soprattutto non lasciando immondizie che in questo periodo sono particolarmente soprattutto frequentate magari da mascherine o fazzoletti sporchi che non sono assolutamente graditi né per gli altri esseri umani ma neanche per la natura. Con la calamita della neve è tutto e io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata ricordandovi di seguirci sempre sui nostri canali social per rimanere aggiornati su tutte le puntate. Grazie e alla prossima, ciao!